magari quello che ti riconosce di più, che ti danno un premio, che ti danno compagni di Serie A, diciamo. Sì, per me significa tanto e vado avanti per la mia strada e provare sempre a migliorare, non accontentarsi mai. Però dimenticare in fretta queste cose. Non devi mai pensare che sei troppo bravo con quello che sei. Però in effetti fa vedere l'Udinese, c'è tanti premi, c'è Ibrahimovic, c'è Boateng, c'è Hamsik, c'è Cavani, ci siete voi, cioè c'è Andanovic, c'è Di Natale, c'è Armero. Penso meritato, l'anno scorso abbiamo fatto benissimo, giustamente vengono premiati anche i giocatori dell'Udinese. Io penso che questo 2011 abbiamo fatto bene e questi sono i riconoscimenti che verranno dati domani. Anche per me sei contento, che era forse quello magari più inaspettato e invece per qualsiasi mio compagno ero contento. Cioè, vedendo la partita del 21 dicembre, sabato andate a Torino, dove stava? Cioè, la Juventus è imbattuta ed è diventata anche la difesa meno battuta del campionato. Per te dove sta la loro forza? Penso che la loro forza sta, se sono in difesa meno battuta, che tutti difendono, tutti attaccano, corrono tanto, hanno un allenatore che gli ha dato, secondo me, giusta mentalità, quella che magari negli altri 2 anni non si è vista, e giocano soprattutto solo campionato italiano e Coppa Italia, che questo è secondo me che è un vantaggio contro gli altri, però sono primi in classifica meritamente, sono un'ottima squadra e noi sabato abbiamo un compito difficile, però noi ci andiamo a giocare come abbiamo fatto con tutti. Quelli che ti hanno impressionato di più oggi, come è andata la squadra? Sì, come atteggiamento e come squadra mi hanno impressionato più loro. Mi hai rubato la posizione. Presentato di nuovo come Io non so. Io gioco, se mi mette per qualcosa gioco lì, per me è uguale, se gioco trequartista che mezzala, per me è uguale. Io preferisco un po' di più ad avere il gioco avanti di me, allora mezzala, ma trequartista è più importante. Dottor dice che tu non quasi meglio da centrocampista, c'è anche in questo ruolo di disturbatore. Sì, anche io. Ma oggi che compiti ti ha dato il mister Pinarelli? Come sempre devo lavorare, devo aiutare Totò avanti, devo disturbare il settino basso di Catania. Sì, abbiamo fatto una buona partita, penso. Abbiamo preso 3 punti molto importanti dopo la sconfitta a Genova. Pensi di giocare anche con la Juve, è stata un po' la mossa sorpresa con la Juve, e per quel tipo di lavoro forse è più adatto. Spero. C'è Pirlo lì? Non lo so. Ho giocato qua contro lui, non è facile, ma spero. Vediamo. A posto? Andata? Grazie.